Buongiorno, Buongiorno. questo è il mio Green Pass. E io con la app del Ministero della Salute lo scansiono, ecco qua, e viene fuori con la certificazione valida. Tutto ciò che eviterà di impedire l'attività ben venga, per cui questo Green Pass io lo accolgo favorevolmente. Non c'è molto altro da dire per descrivere lo spirito con cui accetta il Green Pass il titolare di questa palestra, una categoria tra le più fortemente penalizzate dalle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, per la quale il Green Pass è semplicemente l'antidoto contro la chiusura. E a onor del vero, applicarlo qui sarà tecnicamente anche più semplice rispetto a bar e ristoranti. Io conto di prendere anche le date di scadenza del Green Pass stesso di ogni persona, inserirla nel mio gestionale, come già faccio con i certificati medici, e ovviamente evitare di controllarlo tutte le volte. E pazienza se alcuni clienti che non vogliono dotarsi di Green Pass hanno già storto il naso. Fisiologico, insomma, che qualcuno nel numero degli utenti non avrebbe accettato. Io personalmente credo che il problema esista, che deve essere assolutamente tamponato, cioè noi dobbiamo tornare alla normalità, questo per me è la cosa principale. La palestra nel mio caso deve funzionare, e per cui ribadisco ancora una volta, se c'è un modo per farla funzionare ben venga.